bancale di finestre sotto gli occhi dei colleghi, 25enne operaio muore poco dopo il ricovero in ospedale. L'ennesima tragedia sul lavoro si consuma ad Altavilla Vicentina. Gruaro sotto shock per la morte a soli 25 anni di Paolo Canciani. Il giovane project manager della Lamborghini ha perso la vita in un incidente nel Bolognese. Altro schianto fatale a Trento, muore Centauro, 44enne vicentino. Basta tagli, abbiamo già fatto sacrifici. Il messaggio al governo del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcona, capo di UP Veneto. Solo nella Marca il taglio ammonta a 23 milioni di euro. Le multinazionali del web presenti in Italia pagano 37 volte di meno rispetto alle tasse versate dalle piccole e medie imprese del Veneto. La denuncia della CGA di Mestre. Caccia al comando che ieri sera è entrato in azione in un supermercato di San Vendemiano. Sfondato anche il muro, violenza ingiustificata, dice il titolare, che ha visto i ladri allontanarsi. Insulti razzisti e minacce di morte al guardalinee ivoriano durante una partita di promozione. Per due tifosi di 65 e 79 anni scatta il provvedimento che li terrà lontani dagli stadi per 5 anni. I palloncini bianchi con la scritta Sammy fatti volare ieri durante l'ultimo saluto a teste sul Brenta raccolti da un residente nel Mantovano. La segnalazione su Facebook, un grande abbraccio a Semibasso da qui. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale del Veneto di Antenna 3, un telegiornale che apriamo con l'ennesima tragedia sul lavoro. A perdere la vita un 29enne in un grande magazzino di Altavilla Vicentina mentre movimentava delle merci. Il giovane è stato travolto dal crollo di un bancale. La tragedia all'improvviso. Tutto accade in pochi terribili istanti in un grande magazzino di materiali per l'edilizia, la Tecnomat di Altavilla Vicentina. Un bancale crollando avrebbe travolto l'operaio di 29 anni. Secondo una prima ricostruzione pare che la giovane vittima all'esterno del magazzino stesse spostando alcune finestre quando il carico gli è caduto addosso davanti agli occhi dei colleghi che hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure per poi trasportare il ferito, già in condizioni gravissime, all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove però è morto poco dopo a causa dei traumi riportati. Adesso sono in corso le indagini dello Spisal e dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Oggi i sindacati intervengono alla vigilia della 74esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra la seconda domenica di ottobre, e proprio oggi si piange l'ennesimo morto. L'ennesimo infortunio. Sono usciti da poco i dati che ci dicono che il Veneto è una delle regioni con minori infortuni d'Italia, ma questo non basta. Un altro martire sul lavoro. E adesso non abbiamo niente da dire se non stringerci intorno alla famiglia e aspettare gli esiti dell'indagine per riuscire a capire le casualità. Seguiranno ovviamente le posizioni necessarie e chiare che non solo un sindacato ma tutta la cittadinanza deve tenere davanti a questo martirio che sta toccando i posti di lavoro. Gruaro sotto shock per la morte a soli 25 anni di Paolo Canciani. Il giovane project manager della Lamborghini ha perso la vita in un incidente nel Bolognese. La moto, una Cagiva 650, irriconoscibile sul campo a 2 passi dalla strada, accartocciata nell'impatto tremendo, e poco distante il corpo senza vita di Paolo Cancian, sbalzato dallo schianto. Dall'Emilia-Romagna a Gruaro la notizia è arrivata in poco tempo, lasciando la comunità attonita, perché Paolo Cancian, ingegnere 25enne, era il più piccolo dei 4 figli dell'imprenditore in pensione Andrea Cancian e nonostante la giovane età era già project manager nel settore auto alla Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Il lavoro che sognava e che aveva conquistato dopo la laurea in ingegneria a Trieste e uno stage nell'aprile dello scorso anno nella leggendaria casa automobilistica. Una vita davanti, una vita spezzata in sella alla sua moto, finita contro un'auto sulla strada provinciale 255, vicino alla sede della Lamborghini, mentre stava tornando a casa. Illeso il conducente dell'auto, originario di San Giovanni in Persiceto. L'impatto ha distrutto la moto del 25enne schizzata sul campo adiacente, così come l'auto. Dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri. Sul posto, oltre a loro, sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Purtroppo per il giovane motociclista non c'era nulla da fare.
E un motociclista di 44 anni, originario del Vicentino, è morto attorno alle 13:30 di oggi dopo aver probabilmente perso il controllo della moto sulla strada della Vallarsa fra gli abitati di Anghebeni e Zocchio in provincia di Trento. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche prestato i primissimi soccorsi. Poi sul posto è arrivato il personale sanitario con l'elicottero, oltre ai vigili del fuoco volontari della zona e ai carabinieri. Il 44enne è morto a causa dei traumi riportati malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Basta tagli, le province hanno già fatto sacrifici. Questo l'appello al governo del presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, presidente di UPI Veneto, la realtà che raggruppa tutti gli enti. Solo per Treviso il taglio ammonta a 23 milioni di euro all'anno tra prelievo forzoso e minori trasferimenti. L'appello è che non ci siano tagli ai finanziamenti delle province, perché è cosa nota le difficoltà di bilancio che hanno gli enti locali su tutte le province. Nel giorno in cui al Sant'Artemio si comunicano le deleghe ai consiglieri provinciali, un nuovo messaggio viene recapitato al governo a pochi giorni dall'incontro tra l'Unione Province Italiane, di cui Marcon è vicepresidente vicario nazionale, e il ministro all'economia Giorgetti, alle prese con la legge di bilancio 2025. Io credo e spero che le risorse che servono il governo individui quei soggetti che si possono permettere di dare un contributo maggiore in questo momento emergenziale, chiamiamolo così. Quindi non devono essere le province a fare sacrifici. Le province concorrono oggi con 1 miliardo all'anno alla voce risanamento del bilancio dello Stato ormai dal 2015. Insomma, l'esecutivo, per quanto affine politicamente, guardi da altre parti. La questione tecnica: i conti faticano a tornare nella Marca come altrove. Carlo Rapicavoli è direttore a Treviso e segretario UPI Veneto. Quando si parla di tagli dobbiamo considerare due aspetti: un prelievo forzoso di risorse che risale al 2015 post legge Del Rio, e i tagli alla legge di bilancio che sono stati introdotti l'anno scorso. Sommando questi due aspetti vengono tolti alla provincia di Treviso 23 milioni su circa 80 di risorse correnti, e per capirci le risorse correnti sono quelle che vanno per le spese del personale, ma soprattutto per la manutenzione ordinaria di strade e scuole. La legge Del Rio è stata esiziale, ma i governi che sono venuti dopo non hanno fatto granché meglio. Ossigeno è arrivato con il PNRR, che rischia però un effetto boomerang. La provincia di Treviso, le altre province del Veneto, tutte stanno rispettando i tempi, quindi riusciremo ad avere dei risultati molto importanti entro giugno 2026. È chiaro che queste nuove strutture devono essere gestite. Occorre che post PNRR ci sia un piano di gestione sia degli edifici scolastici sia di tutte le infrastrutture che fanno capo agli enti locali. Spese di investimento e spese correnti, quindi non c'è a tutt'oggi un punto di equilibrio. Siamo in una situazione in cui possiamo avere dei soldi per costruire una nuova scuola o per costruire un nuovo ponte, ma non abbiamo i soldi per cambiare la lampadina o per fare delle piccole manutenzioni. Un ulteriore taglio alle risorse correnti metterebbe in crisi i servizi. Connessa la partita sulla rappresentanza, anche qui c'è un disegno di legge fermo nelle commissioni parlamentari. In qualche modo dobbiamo far quadrato e partire con questa priorità, cioè il ritorno all'elezione diretta. Con più di 9 miliardi di euro di fatturato, le multinazionali del web presenti in Italia pagano 37 volte di meno rispetto alle tasse versate dalle piccole e medie imprese del Veneto. Uno studio della CGA di Mestre denuncia la disparità di trattamento fiscale nel nostro paese. Le imprese venete sono tassate 37 volte più dei colossi tecnologici presenti nel nostro paese. È un po' come Davide contro Golia. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, il confronto tra ricavi e imposte fiscali delle piccole e medie aziende venete da un lato e i colossi del web dall'altro. Le 422.000 imprese attive sul territorio nazionale pagano ogni anno 7 miliardi e 600 milioni di euro di tasse contro i soli 206 milioni delle 25 multinazionali del web presenti in Italia, che peraltro producono un fatturato che supera i 9 miliardi. Se sulle nostre PMI grava un livello di tassazione che sfiora il 50%, sulle multinazionali del web la quota è del 36%. E sebbene da quest'anno anche in Italia entra in vigore la Global Minimum Tax, a questi colossi bisognerebbe chiedere un sacrificio aggiuntivo. Certo, le dimensioni economiche di queste due realtà sono molto diverse e confrontarle presenta dei limiti metodologici che minano il rigore scientifico. Tuttavia rimane evidente che in Italia alle grandi multinazionali, in questo caso tecnologiche, continua ad essere riservato un prelievo fiscale ingiustificatamente modesto.
e seguitano a dichiarare profitti spaventosamente elevati, ma continuano a pagare poche tasse perché ricorrono costantemente a tecniche elusive che gli consentono di trasferire una buona parte degli utili nei paesi a fiscalità di vantaggio. Da diversi anni anche alcuni grandi player italiani hanno trasferito la sede fiscale o legale all'estero. Da quest'anno entra in vigore la Global Minimum Tax, ma non in tutta l'Unione Europea. Malta e le Repubbliche Baltiche, ad esempio, hanno ottenuto una proroga sino al 2030 e, secondo il Servizio Bilancio dello Stato della Camera, il gettito dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sarà molto contenuto. All'orizzonte c'è una manovra finanziaria che dovrà recuperare una decina di miliardi di euro. Secondo la CGIA di Mestre è indispensabile trovare un compromesso che non faccia fuggire all'estero queste aziende, ma allo stesso tempo le costringa a pagare il giusto o quasi. La politica a Roma si sta riaprendo la partita sul terzo mandato elettorale con evidenti conseguenze sulla corsa per le regionali in Veneto. A dirlo è Dimitri Coin, segretario della Lega Trevigiana e parlamentare. Qualcosa sta cambiando, ha detto ai nostri microfoni. In politica può succedere di tutto, quello che oggi sembra impossibile, domani poi si avvera. Sembra effettivamente che qualche spiraglio in più ci sia e noi ci auguriamo che si vada in questa direzione. Oggi comanda Fratelli d'Italia, per cui nei rapporti sicuramente con Fratelli d'Italia e con la Meloni direttamente, che il Presidente Zaia pare stia curando con molta attenzione, questi possono essere davvero lo spiraglio corretto. Poi vediamo se si verificherà e noi ce lo auspichiamo. Perché questo significherebbe soltanto una cosa, Zaia presidente per tutto il centrodestra? Sì, assolutamente. Ci sarebbero altre alternative, altre geografie? Penso che nel momento in cui con un'ulteriore possibilità di mandato per il Presidente Zaia non ci sia nemmeno la discussione su chi vada a condurre e a guidare la regione che per i prossimi 5 anni. Quindi Meloni ci sta riflettendo? Questo non lo sappiamo, però speriamo che si vada in questa direzione. Qualcosa è cambiato quindi in questi mesi? La sensazione c'è e vediamo se poi si materializza. Continua l'inchiesta per la morte della 12enne ucraina investita dal treno in via Friburgo a Padova. Le telecamere hanno ripreso la scena in cui si vedono le sbarre abbassate e la ragazza che passa per attraversare i binari. Le sbarre del passaggio a livello di via Friburgo erano chiuse. Questo raccontano i filmati delle telecamere visionate dagli inquirenti. Prosegue l'inchiesta della Procura di Padova sulla morte della giovane Olesia Kiprinanchuk, la 12enne ucraina travolta dalla motrice del treno mentre stava attraversando il passaggio pedonale in via San Lazzaro. Si indaga per omicidio colposo e sono stati iscritti nel registro degli indagati i 2 macchinisti del mezzo. Un atto dovuto, come succede in casi come questo. La 12enne quindi avrebbe attraversato nonostante le sbarre fossero abbassate, come raccontano i video di una telecamera del comune posizionata a qualche decina di metri. Sul luogo dell'incidente, una mano gentile ha voluto posare un mazzo di fiori per ricordare la giovane vita di Olesia, spezzatasi troppo presto. La ragazza ucraina d'origine era arrivata in Italia 2 anni fa, scappando dalla guerra insieme alla mamma. Da subito si era integrata nella comunità di San Lazzaro, frequentando le scuole medie alla Stanga. Era arrivata dalla città di Rivne, nel nord-ovest del paese, dove tuttora risiede il padre e dove verranno svolti i funerali. La comunità ucraina, infatti, ha fatto partire una raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma. Il pubblico ministero, Roberto D'Angelo, ha affidato ad un esperto la ricostruzione meccanica dell'incidente per stabilire l'esatta dinamica. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, in una nota ha fatto sapere inoltre che sotto le sbarre verranno installate delle gabbie per impedire qualsiasi attraversamento quando il passaggio a livello è chiuso. Non è in pericolo di vita una donna coinvolta nell'incendio di una villetta dell'Alta Padovana la notte scorsa. Incendio nella notte di venerdì a Cittadella in una villetta di via La Marmora verso le 22:15. Ustionata la donna di 56 anni che si trovava all'interno dell'edificio. I vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento locale e da quello volontario di Borgorico, con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori, hanno spento le fiamme che hanno avvolto principalmente la cucina e il soggiorno dell'abitazione.
La 56enne, rimasta ustionata nelle prime fasi dell'incendio, è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita in ospedale a Campo San Piero, non in pericolo di vita. Danni da fumo si sono stati riscontrati in tutta l'abitazione, che rimane per ora inagibile. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto presenti anche i carabinieri della stazione di Cittadella. Le operazioni sono terminate dopo circa 3 ore. E caccia al comando che ieri sera è entrato in azione in un supermercato di San Vendemiano, sfondando anche il muro. Una violenza ingiustificata, dice il titolare, che ha visto i ladri allontanarsi. Sul fatto indagano i carabinieri. Hanno usato dei martelli da muratore, dei picconi, hanno sfondato un primo muro e dopo, quando hanno sfondato il secondo, è scattato l'allarme e sono scappati. Non capisco il motivo di usare una violenza del genere, quando che paradossalmente bastava rompere una porta. Hanno usato una forza cieca ingiustificabile i ladri entrati in azione al supermarket Scottà di via Alcide De Gasperi a San Vendemiano. Lo stesso Federico, il giovane titolare, non trova una spiegazione plausibile. È più il casino che hanno fatto del niente che hanno trovato. Pochi spiccioli di fatto trovati all'interno di alcune scatole di plastica. Cassettina di versamento, valore 0. Sì, senza contante, senza niente. Bottino misero per un raid non velocissimo. L'allarme è scattato a mezzanotte dopo quasi un'ora dall'irruzione nei locali. Prima i ladri hanno squarciato la rete sul retro, poi hanno forzato un portone. 3 i malviventi immortalati dalle telecamere interne, tutti a volto coperto, un vero e proprio comando. Qualcuno parla di banda del buco. Un'oretta circa che hanno lavorato per buttare giù i muri, fino a che hanno buttato giù l'ultimo, quello dove che era l'area allarmata, che è saltato. Appena mi è arrivata la chiamata dell'allarme, ho chiamato i carabinieri di Conegliano, che in 4 minuti erano già qua, ma erano già andati via. Lo stesso Scottà, che abita vicino, racconta di aver visto in lontananza i ladri scappare, di aver gridato loro prima che salissero a bordo di un'auto, anch'essa catturata dalle telecamere. Da qui un messaggio a tutta la popolazione. Stare attenti, se si vede qualcosa piuttosto chiamare, avvisare, cioè non lasciare al caso, perché viviamo così, quindi bisogna fare più attenzione possibile. Intanto Scottà con il suo staff ha rimesso a posto le aree interessate dal colpo. Restano il danno e una sensazione prevalente. Delusione, perché lavoriamo tutti, però sì, ci sono dei malviventi che rovinano le giornate, definiamolo così, però bisogna andare sempre avanti. Presidio degli attivisti pro-Palestina in centro a Padova per annunciare l'adesione alla manifestazione di lunedì prossimo a Udine, quando si disputerà allo Stadio Friuli la partita tra Italia e Israele. Partiremo da tutto il Veneto, lunedì a Udine c'è una partita Italia-Israele. Noi crediamo che sia inaccettabile che in questo momento, di fronte a delle stragi che stanno avvenendo, ci sia una partita di calcio che possa far dimenticare lo sterminio che sta avvenendo sia in Palestina che in Libano. Saranno almeno un centinaio gli attivisti veneti pro-Palestina che partiranno per Udine lunedì, aderendo alla manifestazione nel giorno in cui nel capoluogo friulano si giocherà la partita valida per la Nations League tra Italia e Israele. Noi chiediamo di fermare l'arroganza di uno Stato che crede di essere fuori dalle regole internazionali. Israele, dopo aver commesso e sta commettendo un genocidio a Gaza, bombardando scuole, ospedali, chiese, adesso ha attaccato il Libano, sta invadendo il Libano e, come non gli bastasse, ha attaccato anche le basi dell'ONU, che sono basi di pace, per osservare quello che sta succedendo. Sitting in piazza per annunciare la partecipazione alla manifestazione. Gli attivisti rifiutano però l'etichetta di antisemiti. La loro protesta è contro il governo dello Stato di Israele, dicono. Noi non siamo assolutamente antisemiti, siamo contro lo Stato di Israele, siamo contro uno Stato sionista che applica l'apartheid. Nelle nostre file non ci
sono persone antisemite perché i palestinesi stessi sono di origine semita, pertanto è un'assurdità dire che i palestinesi siano antisemiti. Durante una partita del campionato di calcio di promozione a Monselice, 2 tifosi avevano insultato con epiteti razzisti e augurato la morte ad un guardalinee trentenne di origini ivoriane residente a Treviso. Per i due è arrivato un provvedimento del questore di Padova che li terrà lontani dagli stadi per 5 anni. Sono stati notificati 2 DASPO di 5 anni, il provvedimento di allontanamento dagli eventi sportivi, disposti dal questore di Padova Marco Dorisio ad un 79enne e ad un 65enne per insulti razzisti durante la partita di promozione tra il Nuovo Monselice e il Torre. I due hanno pesantemente insultato l'assistente di gara Kwasi Francis Amon, trentenne originario della Costa d'Avorio, residente in provincia di Treviso. Durante la partita, infatti, erano stati rivolti al guardalinee insulti razzisti con l'augurio di morire e di tornare al proprio paese. La partita, lo scorso 29 settembre, era stata sospesa e gli uomini della questura avevano attivato tutti gli accertamenti per ricostruire la vicenda. Dal 20° del secondo tempo, infatti, erano iniziati gli insulti razzisti che erano proseguiti anche quando la partita era stata sospesa. Grazie alle testimonianze acquisite sono stati identificati i 2 uomini, un monselicense e un ferrarese, già noti per intemperanze simili. È scattato quindi il provvedimento della durata di 5 anni che terrà lontani i 2 da tutte le manifestazioni sportive. Il 79enne e il 65enne sono stati anche denunciati per il reato di propaganda e di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravati dall'aver agito in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva. A Tezze sul Brenta l'ultimo saluto a Sammy Bass, aveva visto anche un lancio di palloncini che portavano uno striscioni con la scritta "Ciao Sammy". Nelle scorse ore alcuni di questi palloncini sono caduti a Sermide Felonica in provincia di Mantova e chi li ha trovati ha deciso di pubblicare sui social che trattano delle vicende del Bassanese un saluto e un ringraziamento a Sammy, un abbraccio dalla Lombardia al Veneto per un piccolo grande uomo che ha battuto tutti i confini. Ora andiamo a Rovigo perché è stata inaugurata a Palazzo Roverella la mostra sul fotografo francese Henri Cartier-Bresson. Un amore iniziato negli anni 30 e proseguito fino agli anni 70, quando abbandonò la fotografia, quello tra Henri Cartier-Bresson e l'Italia. Un amore raccontato attraverso gli scatti in bianco e nero di un paese fatto di tradizioni e voglia di crescere, dall'Abruzzo alla Lucania, passando per Roma, Napoli e Venezia, città che parlano attraverso i volti, le azioni, i vestiti delle persone ritratte nel corso degli anni durante i suoi viaggi. A Palazzo Roverella di Rovigo, la mostra è dedicata a Henri Cartier-Bresson e il suo rapporto con il bel paese. Tocca gli anni 50, gli anni della ricostruzione, e vediamo una Roma ancora legata alla propria identità, al proprio essere. Ci sono quelli che mangiano naturalmente gli spaghetti per strada, ma c'è in mezzo a tutto ciò anche l'evoluzione di un paese e al contempo di un grande fotografo. Allora ecco, il Sud Italia ancora degli anni 50 con immagini indelebili di Scanno, dell'Aquila, quelle che sono entrate nei libri di storia della fotografia. La mostra, con oltre 200 pezzi tra foto e documenti, è stata inaugurata nei giorni scorsi e resterà aperta al pubblico fino al 26 gennaio. Era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale del Veneto di Antenna 3. Vi ricordo dopo di noi l'appuntamento con il telegiornale di Venezia. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo. Arrivederci.